No, beh. Facciamo due giudizi. Allora eccoci qua rientrati. Allora dedichiamo ancora uno spazio alla questione Welby. Lo facciamo ascoltando come ha commentato la moglie di Pier Giorgio Welby, Mina. Vediamo. Non è questo che si vuole, come dicono molte persone o anche dei parlamentari, ho sentito dire questo, che noi vogliamo far morire le persone. Nessuno deve essere costretto a fare il testamento biologico e nessuno può essere costretto poi anche a permanere in uno stato che questa persona non vuole se l'ha lasciato scritto. Quindi se io avessi se io diventassi tipo un caso come Eluana Englaro, io dopo 2 anni vorrei che mi si staccasse tutto e mi lasciassero morire. Molte cose dovrebbero cambiare, perché prima di tutto il medico è obbligato a informare le persone, a lasciarle scegliere come essere curate e poi dare delle cure appropriate, non invasive, non inutili, e dare benessere alle persone, perché tutti abbiamo un malessere o qualche cosa che portiamo avanti nella vita. Anche la vecchiaia non è una cosa bella e facile da sopportare, però se abbiamo il giusto aiuto per superare molte cose, allora io credo che questo è aiuto a vivere quello che vuol dire questa legge, perché questa legge non è una legge sul fine vita, ma è una legge che ci accompagna attraverso la vita, con cure che vogliamo, che scegliamo noi, che possiamo scegliere, e se non le vogliamo scegliere noi non possiamo essere abbandonati col Servizio Sanitario Nazionale, ma dobbiamo essere aiutati con delle cure palliative, legge che c'è da 7 anni, ma applicata soltanto al 30%. Questa è una vergogna e io non vorrei che questa legge non venga applicata e fra 10 anni ci dobbiamo lamentare che ancora non abbiamo fascicoli, che ancora non abbiamo migliorato la legge su certi punti, che ci sono medici che fanno obiezione di coscienza, che vorrebbero fare obiezione di sì, fatela, però abbiate sempre un collega che vi sostituisca e credo che questo possa essere fatto. Ecco, queste le parole dunque di Mina Welby a commento della legge. Il timore, no? Adesso da voi vorrei chiedere dei commenti abbastanza veloci perché dobbiamo anche parlare poi dell'attualità di oggi. Ecco, il timore che poi alla fine questa legge di fatto non venga applicata, De Biasi. Sì, cioè, se si ergono i muri e si tirano su paure di morte, è ovvio che succede così, tra l'altro soprattutto al sud dove fanno anche fatica a applicare la legge sull'aborto, tra l'altro, e quindi si è tornati indietro. Siccome questa è una scelta individuale, è anche la Chiesa Cattolica che interviene, come pastori lo possono fare. Magari intervenisse. No, è intervenuto anche oggi sul Gazzettino il Cardinale Moraglia, quindi. Questa è una legge che dà la chance ad ognuno di noi di poter scegliere e deve essere garantita, punto. Questo è... Certo. Luciano Sandonà, cosa dice di queste parole di Mina Welby? Le parole che ha usato sono particolarmente adatte a descrivere anche la situazione di casi che sono, a mio parere, assolutamente casi etici, al limite, come prima si diceva anche probabilmente 40 anni fa. Certo, ci sono delle situazioni certe situazioni non si sarebbero verificate perché non c'era la tecnologia, ma non c'erano neanche le medicine per tenere in vita le persone in una certa maniera, quindi secondo me usando le giuste parole, la giusta applicazione della norma, di questa norma che è molto delicata, come diceva prima anche il professor Casen, però insomma è indubbio che è un passo in avanti, certo. perché non si può dimenticare
quello che è la vicenda di certi casi limite che abbiamo vissuto Sì, perché sono quelli noi che poi che balzano nell'opinione pubblica, insomma, però. Certo, ecco, uno degli aspetti infatti è legato anche a quelle che sono state le innovazioni tecnologiche, ne parlavamo durante la pubblicità, insomma qualche decina d'anni fa persone che oggi vengono mantenute in vita sarebbero morte, quindi insomma professor Casen, cioè, sono cambiati anche i tempi, no? Cioè, forse oggi altri sono tornati in vita. certo. Sembra una contraddizione, però il mantenere in vita una persona è contro la natura, di fatto. Che poi invece sia una cosa buona, eticamente giusta, questo è altrettanto, perché chiaramente il nostro organismo tenderebbe a cambiare il proprio comportamento, quindi dalla vita si passerebbe alla morte. Con la tecnologia, soprattutto degli ultimi 50 anni, abbiamo visto i trapianti di Barnard nella scorsa trasmissione, certo, ne abbiamo parlato. I trapianti di fegato, addirittura si prende un fegato intero, lo si lavora per 12 ore al banco, se lo mantiene vivo irrolandolo col sangue, e poi lo si rimette dentro, gli hanno tolto via tutte le parti, diciamo, malate e il paziente torna a vivere. Cioè, è una cosa che 50 anni fa, 100 anni fa, ma chi è che io ho letto un libro sulla prima guerra mondiale, un medico che è quasi impazzito, l'ha scritto lui, perché non riusciva a guarire i feriti, non i feriti gravi, i feriti normali, perché dentro una trincea se ti graffiavi era tetano, se ti graffiavi erano piaghe purulente. Quindi addirittura lui è arrivato a scrivere, allora cercavo di disinfettare con l'acido muriatico, non so se mi spiego, o con l'acido sulforico, cioè perché il concetto di igiene 100 anni fa non era quello di oggi. Allora, però tornando a questa legge, l'applicazione della legge, se c'è una preoccupazione è preoccupante, perché chiaramente tutte le cose partono sempre dai casi eclatanti. Welby era in fin di vita, non voleva più continuare quella vita infame che stava facendo e quindi la sua decisione era irrevocabile. Ma se mi trovo di fronte a uno che non ha fatto testamento biologico, che devo domandare ai genitori o ai parenti ma cosa diceva, cosa faceva, lo possiamo lasciare andare? Cioè, usciamo fuori dagli schemi belli, rigidi, allora questo era gravemente malato, quindi è giusto che decidesse in questa situazione. Ci sono altri migliaia, centinaia di casi dove il medico, i parenti si devono assumere delle responsabilità ed è una questione etica, quindi questa è la difficoltà più grande nell'applicazione di questa legge. Se abbiamo i casi chiari, uno sta male, ha scritto non lasciatemi sopravvivere, è giusto che sia non fatto. attaccatemi alla macchina. Gravità, abbiamo un altro telespettatore. La gravità è il pensiero Damiano. che si porta nella società dei giovani, no? Sì, Che adesso al primo facciamo... problema c'è la morte, questo è gravissimo. Adesso questa è affrontiamo anche questa cosa qua. L'etica Abbiamo cambia. un telespettatore che è in attesa. Buonasera, il suo nome gentilmente da dove chiama? Buonasera, sono da Libero Silvano di Vigaro, in provincia di Pordenone. Prego, signor Libero. Anzi, no, signor Silvano o signor Libero? Silvano. Prego. Io sono consigliere nazionale da Luca Coscioni. Come sapete la legge è stata presentata dalla nostra associazione, che è una legge che vuole innanzitutto la libertà della persona, dell'individuo, perché in Italia si parla di libertà, però in molti casi la libertà in questo paese purtroppo non esiste e credo che la libertà della persona sulla sua vita sia un dovere dello Stato, quindi lasciare la libertà di scelta dell'individuo è fondamentale. In quanto noi come Luca Coscioni non è vero che abbiamo fatto una legge per la morte, siamo quell'associazione che sta lottando per la libertà di ricerca per salvare le vite. Il nostro presidente, tanto per rimanere in tema, Michele De Luca, che è quello scienziato che ha rigenerato la pelle
con Staminali, che è stata sostituita al bambino in Germania, bene, quello è il presidente della Luca Coscioni, e stiamo facendo delle grandi battaglie, siamo stati anche in udienza del Papa per poter mandare avanti la ricerca, la sperimentazione anche sulle staminali, oltre che su altre materie come le biotecnologie e qualcos'altro. Quindi io credo che queste battaglie che noi stiamo facendo siano battaglie di libertà che vogliono portare soltanto benessere alla nostra popolazione. Grazie. Perfetto, grazie a lei signor Silvano del suo intervento. Allora Damiano. Come dicevo, la legge del biotestamento non ha la necessità di essere legiferata, perché la legge, come molti, io non faccio politica, adesso facciamo politica dal Family Day, abbiamo deciso di costituirci un movimento politico ovviamente, no? La legge del biotestamento è l'apertura immediata. Tanto è che hanno tentato di proporla anche quella a fine mandato, ma ringraziando Dio non ce l'hanno fatta. Adesso, chiunque vinca, visto che tutti i partiti, me ne dispiace della Lega perché avevo una certa simpatia anche, diciamo, come Veneto, tutti i partiti l'hanno votata la legge del biotestamento, non c'è stato un partito che si è escluso da questo. Ecco perché il popolo della famiglia va avanti da sola. La legge del biotestamento apre immediatamente, qualora gli schieramenti politici fossero come oggi o promiscui come oggi, molto confusi e molto disordinati, perché non c'è una grande dirigenza politica in questo momento, non posso dire che tutti siano così, ma in genere sono così, apre la porta, è già pronta, calda, preparata la legge sull'eutanasia, e la legge sull'eutanasia apre un fronte di un progetto verso i giovani di morte, dove c'è una crisi economica che fa paura, dove ci sono i ragazzi che non hanno, diciamo, quell'entusiasmo di aprire i mercati nel lavoro, l'entusiasmo di andare a fare percorsi di crescita, di fare famiglia. Nel 1946 c'è stata un'altissima natalità, 1.600.000 bambini, record in Italia. Noi non facciamo più figli. Noi abbiamo una denatalità che fa paura. Noi abbiamo da una parte... E che è dovuta a che cosa, secondo lei? Perché non credono più nella vita. Se questo è il progetto di morte, c'è una crisi economica che fa paura. Noi come popolo della famiglia proponiamo il reddito di maternità per le donne, per esempio. No? Abbiamo da una parte abbiamo perso i valori più importanti, che è la vita e la crescita della vita. Dall'altra parte abbiamo i musulmani che fra qualche mese conquisteranno completamente le loro politiche, le loro fedi, e quel poco che c'è rimasto di cristianità, che non c'è più, sarà sopraffatto dalla legge della Sharia, altro che noi ce l'abbiamo con le leggi dei gay, che è stato 5 anni di Parlamento dove hanno fatto 2 leggi, le unioni gay e il biotestamento, dell'economia della famiglia, di €1 speso per la famiglia, da Mario Monti a Gentiloni, tutti in ginocchio all'Eliseo e alla Merkel, e noi italiani fessi a pagare il 60% di tassazione e non essere capaci di essere autonomi, perché la vera autonomia non è quella della Spagna o sempre del Veneto, la nostra vera autonomia è sganciarci dall'Europa e crearci la sovranità monetaria, come lo è gli Stati Uniti, come lo è la Cina. Apriamo un altro discorso ancora. Se non c'è benessere finanziario, c'è solo un progetto di morte. Ma perché secondo lei quindi è legato all'economia? Anche, soprattutto perché se c'è benessere finanziario, più uno pensa alla morte. È impensabile pensare alla morte. Guadagnini. No, allora, mi sembrano cose difficilmente correlabili. Allora, ci sono stati dentro a questa Europa piena di difetti, e qui concordo, che stanno benissimo, sono organizzati, hanno un tenore di vita altissimo. Faccio sempre questo esempio. Allora, il problema dell'Italia non è l'euro, è l'Italia, è Roma, perché dentro all'euro c'è la Germania, comanda, però la Germania riesce a
utilizzare la moneta unica a suo vantaggio. Togliamo la Germania, mettiamo la Finlandia. La Finlandia è in zona euro, usa l'euro. La Finlandia ha un reddito pro capite che è il doppio di quello italiano. Perché la Finlandia è 5 milioni di abitanti, come il vento, 5 milioni di abitanti, riesce a farsi rispettare, mette all'interno della comunità europea nei posti chiave come Katainen persone di riferimento, quindi con 5 milioni di abitanti la Finlandia, che è un paese serio, organizzato bene, che ha una spesa pubblica che funziona, riesce a competere sui mercati internazionali e riesce a dare condizioni di vita ai suoi cittadini perfette. Un poco più in là c'è la Norvegia, altri 5 milioni di abitanti, fuori dalla zona euro, hanno la loro moneta, hanno un fondo sovrano che è il più forte del mondo, sempre 5 milioni di abitanti, hanno la loro moneta e vivono ancora meglio dei finlandesi. Allora, il problema, visto che dentro la comunità europea c'è gente che sta bene e fuori dalla comunità europea c'è gente che sta bene e viceversa, non è la moneta. Il problema è che per l'Italia quella moneta non funziona, ma perché è l'Italia uno stato del Menga che non funziona niente. Cioè, è questo il problema. Non c'è un servizio pubblico che funziona. Perché non apriamo gli asili e non diamo sostegno alle famiglie? Perché la spesa pubblica, che quest'anno ha rasentato i 900 miliardi di euro, non si capisce dove vada a finire. Quest'anno abbiamo avuto un'imposizione fiscale di 750 miliardi di euro e sono serviti altri 100 miliardi di debito pubblico in più per dare i servizi che tutti conosciamo. Cioè, dobbiamo capire che il problema è l'Italia, perché hanno usato 900 miliardi di euro e nessuno ha capito dove sono andati a finire. L'Italia o gli italiani? Altro che Udinì. Hanno eclissato 900 miliardi di euro, non si sa dove sono. Questo è il problema. Sentiamo anche Zuppardo. La situazione dei paesi del nord Europa è pertinente, sono i paesi con una più alta fedeltà fiscale. Non esiste in quei paesi 130 miliardi, basterebbe il recupero di 3-4% per fare una secondo lei il calo della natalità, come diciamo, la natalità è determinato da fattori fatti. Intanto le ragazze e i ragazzi fortunatamente in questo paese studiano di più e si approcciano al mondo del lavoro in un'età più matura. Però non c'è di dubbio che siamo un paese fragile, ci siamo inventati le politiche del Job Act per rendere tutti molto precari senza la possibilità di avere un lavoro stabile. Abbiamo inteso, come dire, che tutto ciò che era pubblico non funzionava, ma se l'asilo non lo fa la struttura pubblica e quindi lo rende accessibile anche alle fasce sociali più deboli, se vai in un asilo privato ti costa per 3-4 volte. E quindi se tu vuoi fare delle politiche pubbliche devi avere degli introiti, per fare degli introiti forse se tutti paghiamo le tasse diminuisce il carico fiscale per tutti. Ripeto, siamo un paese che ha 130 miliardi di evasione fiscale, credo unico caso di paese al mondo di avere un'evasione fiscale così elevata, ma scegliamo di non colpire quella, perché se colpiamo quella poi non ci votano. Abbiamo avuto un Presidente del Consiglio, Berlusconi, che ha detto che pagare le tasse era un reato, non esiste posto al mondo dove... C'è stato anche chi ha detto che era bellissimo, c'era chi è stato che ha detto anche che era bellissimo. Ma certo, perché se tu paghi le tasse è il modo con cui tu ti rapporti alla tua comunità. Ma in Norvegia il capo del paese norvegese o è liberal democratico o è social democratico, non si sognerebbe mai di fare un'affermazione simile. Cioè, quindi c'è un problema delle classi dirigenti, non dello Stato. Diciamo che comunque non viene speso un euro per la famiglia, neanche un euro per la famiglia, e senza figli non c'è futuro. Anziché parlare di morte bisogna parlare di fare figli. Professor Caseni. Mi pare che il peso delle tasse è il 75%, per cui io credo che un evasore, un minimo, cerca di salvarsi, no? Le tasse le pagano chiaramente i dipendenti perché l'azienda le paga per conto loro, quindi non possono scappare, e questo. I soldi della mafia sono una quantità mostruosa, pari al debito dello Stato. Io ricordo anni fa... Chi vota la mafia? La mafia. La mafia chi vota? Perché mafia. In Sicilia si astengono, ma la mafia non si astiene in Sicilia. Allora, mi lascia finire? Ecco, allora, in Italia non c'era più il segreto bancario e in Germania c'era. In Svizzera c'era. Sì. E allora i tedeschi sono un po' birichini. I tedeschi hanno bisogno di noi perché noi gli compriamo tutte le porcherie di macchine che costruiscono e ci dicono che euro 5, 6, 7, 25 e noi li compriamo perché loro fanno queste cose. Sono più organizzati, sono più delinquenzialmente, se noi siamo un po' birichini, sono più organizzati loro. È l'organizzazione che salva la Mitteleuropa.
E l'hanno dimostrato nelle guerre, l'hanno dimostrato nelle dittature, l'hanno dimostrato tutte queste cose e qua. continuano a farlo. Allora, bisognerebbe che, quando è stato fatto l'euro, che è una cosa dignitosa e doverosa, è stato fatto male. Sì. C'è una cosa che era necessaria, è stata fatta una porcheria non necessaria. E oggi stiamo pagando pegno. Guardate che la BCE si è proposta 10 anni per sistemare la questione dell'euro, perché sanno che è una moneta inesistente e noi stiamo lavorando con una moneta inesistente, perché non è la somma teologica e economica di tutti i paesi europei, è una moneta inventata, imposta e gestita da oggi Draghi, che scenderà i suoi bravissimi compromessi, no? Perché sui giornali Sole 24 Ore, quando metti Draghi lì e il draghetto è positivo, tutto quanto. Io non ci credo, perché mio nonno diceva che a fare l'uomo ladro sono i soldi. Se tu lasci la cassaforte aperta, se tu hai le chiavi della cassaforte, insomma, è dura restare onesti. Allora questo è il problema. E il Parlamento europeo non è rappresentativo anche se votato, perché quando vanno là è un caos. Chi è che gestisce questa cosa? Gli organizzati. Quelli non organizzati, come noi, le prendiamo. I fondi europei, io ho assistito a un dibattito recentemente della Regione sui fondi europei, sugli scandali del finanziamento in Sicilia dell'agricoltura. Sono bravi. I siciliani, che noi diciamo che sono delle persone così, poi insomma, noi invece veneti siamo forti, prendevano una quantità di miliardi di euro, no? Non facendo assolutamente niente e investendo sulla droga. No, poveretto, quello che l'ha scoperto, gli hanno fatta con attentato e si è salvato per un pelo, se no faceva la fine di Borsellino. Cioè, questa è l'Italia. Noi abbiamo bisogno, gli ultimi saranno i primi, ma non è questo il caso, gli ultimi stanno facendo l'economia dell'Italia e del mondo in maniera impropria. Allora l'industriale che deve seguire le regole, poi sarà più birichino, meno birichino, pagherà un po' più di tasse, un po' meno tasse, ma porca miseria, sta alle regole. Abbiamo una parte dell'Italia che le regole non le conosce, anzi le conosce per fare esattamente il contrario. Soprattutto a Roma. E guardate che siamo andati avanti 50 anni così. C'era la famosa cassa del mezzogiorno, 20.000 miliardi ogni anno. È stata una voragine, no? Un buco nero. Ecco, che dicevano che c'era la barzelletta di quell'indù che non mangiava per 40 giorni. Allora se nessuno ci credeva, hanno preso la cassa, l'hanno sepolto sottoterra, dopo 40 giorni l'hanno aperto ed era più grasso di prima perché avevano sbagliato, quella era la cassa del mezzogiorno, era la barzelletta degli anni 60-70, no? Ma cosa hanno fatto? Io ho visto delle cose. Prizzi, hanno costruito un paese a Prizzi, 18 km da Corleone, e la gente vive sul paese vecchio, quello nuovo nessuno ci è andato perché è una schifezza, però c'ha le strade, c'ha lastricate di pietra, tutte le cose, c'ha una specie di stadio, non ci va nessuno. Non capisco cosa c'entri con le tasse. Cioè, di Prizzi, francamente, cosa c'entri con le tasse? Cosa c'entra con le tasse? Sono soldi suoi, sono i soldi suoi che vanno a finire là. Ma noi abbiamo un'evasione che non è legata alla furbizia, è strategica, e abbiamo avuto una politica che ha scelto di non perseguire. E ci sono stati. Ma chi è stata questa politica, mi scusi? Il centrodestra quando vogliamo dare dei nomi? Il centrodestra quando governato ha scelto di non fare nessuna evasione fiscale. Mi dice un nome, però il governo Prodi c'è stato la più alta recupero di se non è la colpa di nessuno. Il governo Prodi c'è stata la più alta quota di recupero di evasione fiscale. Un nome per tutti. Ho detto, quando ha governato il centrodestra in Italia è aumentata la spesa pubblica e in contemporanea è aumentata l'evasione fiscale. Ma questo è troppo giovane per sapere queste cose, scusa. Le dico subito che il più grande fautore di queste cose era un certo Giulio Andreotti, che baciava i mafiosi.
Questa non l'ho era mai la notato. democrazia cristiana dell'epoca. Io non l'ho mai Ragazzi, notato Giulio Andreotti, quindi comunque lei si rivolge a uno che non mi lo ha interessa che l'abbia combattuto. votato. Ma in Hanno Italia qualcuno l'ha gestito votato. l'Italia in questa maniera. Andreotti, Fanfani, Rumor. E incontra la mia più totale condivisione. Questa se è fa quello- stata l'Italia e a quell'epoca non c'era uno scandalo, perché non ci poteva essere uno scandalo, perché non c'era un giudice che avesse il coraggio di alzare il dito e dice ma qua stanno rubando. Bernabei, presidente e direttore della RAI, Sì. fu messo da parte, fece saltare un consorzio delle casse di risparmio d'Italia, qualcosa come 30.000 miliardi di 50 anni fa. Di lire. E non vogliamo raccontare come la RAI è stata gestita. E come è gestita anche oggi, non cambia mica tanto. Allora, bisogna che ai nostri cittadini diciamo domani mattina cambia tutto, ma cambia veramente, perché ma è possibile cambiare. è possibile. Guarda che ad una facilità voglio unica dire- va soltanto decidere che certe cose non si fanno Non più. c'è nessun ma è paese impossibile. al mondo che abbia una tassazione del genere, quindi c'è una incapacità politica con un'autorità, perché questo è il tempo di autorità, perché se non c'è autorità noi non ne veniamo fuori da questo sistema. Negli Stati Uniti si paga il 25% di tasse, in parte del mondo si paga il 25%. Chi non paga le tasse, io ho un ufficio fuori New York, chi non paga le tasse va in galera. Non importa come ti chiami. È quello che diceva Cioè, prima il professor oggi Casa, la ci questione vuole del problema della adesso giustizia. noi in Italia, Per quello. e tra l'altro gli esperimenti i nazisti, tornando al biotestamento, quando tu eri un problema fisico venivi eliminato e le comunità internazionali hanno riconosciuto soprattutto in quel periodo crimine contro l'umanità. Attenzione, non è che volevo cambiare argomento, era per tornare al biotestamento con l'eutanasia, che è stato già condannato dalle comunità internazionali, da russi, americani e persone di gran cuore, di gran coscienza, che quello era un crimine contro l'umanità. Noi nel 2017 ritorniamo di nuovo a rimettere come Stato Guadagnini, libero. brevemente perché dobbiamo andare avanti, Sì, ci sono allora, anche altre cose che dobbiamo dire. Il problema non è neanche il peso fiscale, perché ci sono stati con una pressione fiscale altissima, tutti gli stati del nord Europa, che funzionano benissimo. Perché? Perché quella diventa spesa pubblica investita bene, investimenti che si trasformano in servizi, cioè lì ti danno tu paghi le tasse alte, però ti danno il dentista gratis, ti conviene averlo dallo Stato perché è convenzionato, costa meno di qua. Ma il problema appunto è la qualità della spesa pubblica, non è neanche l'evasione fiscale, perché se noi prendiamo la spesa pubblica basta 7 anni fa e è aumentata di una media di 15-20 miliardi all'anno. Adesso la spesa pubblica è quella più tutta l'evasione fiscale. La qualità dei servizi non è aumentata, anzi è peggiorata. Cioè in 15 anni, in 7-8 anni si sono mangiati tutta l'eventuale e possibile evasione fiscale che avrebbero potuto recuperare, perché allora la spesa pubblica 7 anni fa era 130 miliardi in meno. Adesso, se avessero recuperato tutta l'evasione fiscale e adesso non ci fosse più evasione fiscale, avremmo la stessa qualità di spesa pubblica. I servizi sono peggiorati in questi anni, aumenta la spesa pubblica, i servizi peggiorano. Perché? Perché chi controlla la distribuzione dei soldi non ha nessun interesse a fornire servizi, perché i soldi non si sa dove li mette. Questo è un meccanismo che governa l'Italia da quando è nata e non c'è nessuna possibilità di cambiarlo. Bisogna che ci rendiamo conto che non c'è nessuna possibilità di cambiarlo, se non andandosene dall'Italia. Allora andiamo in pubblicità e iniziamo a parlare anche appunto di quello che è successo in Catalogna e di quello invece che si sta facendo anche qua in Italia, in Veneto, in Lombardia e in Emilia Romagna. Tra poco, dopo la pubblicità.